Smantellata dalla Guardia di Finanza, un'organizzazione criminale internazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico. Sono state disposte misure cautelari in carcere a carico di 42 indagati, di cui 5 vivevano all'estero, in Colombia e Spagna, e gli altri in Italia, e sono stati sequestrati 18,5 milioni di euro. Il procedimento a firma del GIP del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura, è stato emesso sulla base delle risultanze investigative emerse al termine di un'articolata e complessa attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle del capoluogo trentino. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver partecipato ad un'articolata associazione per delinquere transnazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal traffico internazionale di cocaina in favore dei cartelli sudamericani. L'organizzazione, smantellata dalla Guardia di Finanza, era suddivisa in 3 livelli organizzativi ed inquadrata in un network criminale operativo a livello mondiale dedito al riciclaggio internazionale e al traffico intercontinentale di cocaina dei cartelli sudamericani. Nel corso delle investigazioni, partite nel 2019, è emerso che i clan colombiani e messicani si avvalevano di una specifica rete di broker internazionali allo scopo di riciclare il denaro e convertirlo sotto forma di beni e servizi. Il denaro, dopo essere stato depositato su alcuni conti correnti, veniva bonificato in dollari in favore di aziende operanti nel settore della commercializzazione dei prodotti elettronici, soprattutto di telefonia e dei beni di lusso, dislocate in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Hong Kong e Turchia. Queste società, a loro volta, spedivano il prodotto verso clienti sudamericani che pagavano in pesos il prezzo dei prodotti alla rete dei broker di supporto ai cartelli colombiani. Le indagini svolte dal GICO della Guardia di Finanza di Trento sono nate nel corso di un'operazione speciale in cui è stato impiegato un agente sotto copertura, allo scopo di infiltrarsi all'interno della fitta rete di broker internazionali collegati con i cartelli sudamericani che erano dediti al riciclaggio internazionale dei proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale.